Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera. Intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, apertura sulle consultazioni per il governo avviate dal premier incaricato Renzi e il suo braccio destro Del Rio, ministro uscente, già sindaco di Reggio Emilia, presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani dell'ANCI. Sarà pronto il governo entro fine settimana. Il lavoro procede bene, dice il braccio destro di Renzi. Siamo tranquilli. Secondo il Financial Times, il programma dei 100 giorni è ambizioso, scrive l'agenzia ANSA riportando il giudizio del quotidiano britannico. Il premier incaricato, Renzi, è arrivato alla Camera per le consultazioni in vista della formazione del nuovo governo a piedi da solo, scrive l'ANSA, e una volta varcato uno dei portoni laterali di Montecitorio è stato scortato dai commessi ai quali ha chiesto più volte informazioni su dove dovesse andare. Piccolo intermezzo coi cronisti, dai quali si è fatto accompagnare in ascensore. Very dangerous, molto pericoloso, ha commentato riferendosi ai giornalisti. Renzi, non appena entrato a Montecitorio, ha iniziato a cercare Graziano Del Rio. Ci siamo persi Graziano, ha detto a un commesso. No, Del Rio è già arrivato e la sta aspettando. Poco prima, intanto, Del Rio aveva assicurato che entro il fine settimana Renzi riuscirà a formare il governo, il lavoro procede bene, siamo tranquilli. La delegazione di Centro Democratico è la prima a incontrare il Presidente del Consiglio incaricato, con il leader Bruno Tabacci, Pino Pisicchio e Nello Formisano, già capogruppo di Italia dei Valori in precedente legislatura. Il giro di consultazioni si conclude domani con i due maggiori partiti. Ancora incerta la partecipazione del Movimento 5 Stelle alle consultazioni, scrive ancora l'agenzia ANSA. Nonostante Enrico Letta sia stato licenziato da una riunione sovietica della direzione del PD, dice invece per Forza Italia Giovanni Toti, noi avremo un rapporto corretto dall'opposizione con Renzi. La nostra opposizione a Renzi sarà cristallina, ma approvare l'Italicum, la legge elettorale Renzi-Berlusconi, è fondamentale perché se un governo non funziona almeno si potrà tornare alle urne. E intanto, scrive ancora l'agenzia ANSA, per il Financial Times, Matteo Renzi mette a punto un'agenda di riforme ambiziosa per i primi 100 giorni di governo. È con una radicale dichiarazione di intenti che il 39enne leader del PD ha detto di voler andare avanti questo mese col progetto di cambiare la Costituzione e la legge elettorale per un governo più stabile ed efficace, scrive il Financial Times. A marzo seguirà la riforma del lavoro, ad aprile quella della pubblica amministrazione, a maggio quella fiscale, aggiunge il quotidiano britannico, sottolineando che Renzi diventerà il più giovane premier che l'Italia abbia mai avuto. Anche il Wall Street Journal dedica un ampio servizio all'ascesa dirompente di Renzi, che in pochi giorni ha guidato la rivolta contro il collega Letta ed è salito al Quirinale. Ha accettato l'incarico di formare un governo e ha promesso un'azione rapida e ambiziosa. Ma, dice il quotidiano finanziario americano, con soli 5 anni di esperienza come sindaco di Firenze, avrà bisogno di alleati che siano pesi massimi nel gestire il tentacolare apparato politico e attuare la sua ambiziosa agenda. Così l'agenzia ANSA dà spazio a Financial Times e a Wall Street Journal. Sempre poi dal primo piano dell'ANSA di stamani, rinviata l'udienza per i Marò in India. L'Italia richiama l'ambasciatore. L'obiettivo, ha detto la ministra uscente degli esteri Emma Bonino, resta il rientro tempestivo. Per il ministro della difesa Mauro la misura è colma, per il sottosegretario De Mistura contro il rinvio un nuovo ultimatum. La Corte Suprema si aggiorna il 24 febbraio in attesa di una risposta scritta del governo sull'applicabilità o no della legge antipirateria. E sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, il voto in Sardegna, il neopresidente del PD Pigliaru. Grazie a tutti, ora cominciamo, che è un titolone di quelli che si ricordano. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA, sforare il 3%, l'Italia rispetti i trattati. È l'ordine, consiglio, chiamatelo come volete, del commissario europeo agli affari economici, Olli Rehn, l'ex calciatore finlandese. Tra gli altri commenti e le altre notizie di oggi, dal quotidiano La Notizia, la nota, il commento breve del direttore Gaetano Pedullà sulla questione appunto dell'Europa. Da Maastricht allo spread siamo sudditi. Mentre c'è il rito delle consultazioni, quelle al Quirinale da prima e poi adesso le consultazioni per formare il governo da parte di Renzi,
Sono arrivati ordini precisi dall'alto. La crisi va risolta presto. Chi è che detta i tempi al nostro capo dello Stato? Da non credersi. La signora Merkel, scrive il direttore del quotidiano La Notizia, che potete leggere anche su internet, lanotiziagiornale.it. Ieri il portavoce della cancelliera tedesca ha messo in chiaro come la pensa Berlino e, se non bastasse, il presidente della Commissione europea, Barroso, ha dichiarato che Renzi è un europeista molto impegnato e interessato nell'avanzamento del processo dell'Unione Europea. Insomma, commenta il direttore della Notizia Gaetano Pedullà, mentre qui Napolitano è ancora alle prese col minuetto delle consultazioni, nelle capitali europee il governo italiano è già belle fatto. E Renzi, come ha detto Barroso, è un europeista molto impegnato e interessato nell'avanzamento del processo dell'Unione Europea, alla faccia dell'ingerenza estera nelle faccende di casa nostra. Dopo i dettagli sulla caduta del governo Berlusconi, comunque la si pensi l'ultimo legittimato da un voto popolare, e dopo i sospetti più che leciti su chi ha orchestrato il giochino dello spread, il dubbio che Berlusconi non la spari troppo grossa quando parla di un golpe sull'Italia decisamente ci può stare. Se poi pensiamo a come ci tratta l'India nel caso Marò o a quanto amano in Svizzera i transfrontalieri, abbiamo chiaro come ci trattano nel mondo. Una considerazione destinata perfino a scendere dopo aver visto con che manovra di palazzo Renzi ha soffiato la poltrona a Letta. E dire che i grandi problemi del nostro paese si risolvono soprattutto all'estero, dove i vincoli europei, le decisioni di politica monetaria e lo strapotere dei mercati finanziari hanno dimostrato di fare il bello e il cattivo tempo su uno Stato a cui di sovrano, dopo questa crisi, non è rimasto neanche Re Giorgio, conclude il direttore della Notizia. Tra l'altro, a proposito di notizie, in prima pagina sull'Ansa non c'è niente che riguardi la manifestazione dei piccoli, di cui parleremo dopo, 30.000 partite IVA in piazza a Roma almeno, e dati economici da paura anche in Lombardia. Li riporta oggi nella cronaca milanese il Corriere della Sera, ma poi gli diamo più che un'occhiata, perché sono dati terrificanti sullo status dell'economia. Però prima c'è il capitolo Renzi, volenti o nolenti siamo legati all'attualità, e poi parliamo di ciò che l'attualità sembra trascurare, appunto la manifestazione delle partite IVA, dei piccoli imprenditori, degli artigiani e commercianti a Roma, per quel che può valere una manifestazione, ma i numeri sono numeri. Intanto però vediamo come la mette Dagospia nella sua cronaca di prima pagina, il Dago Report, il commento della giornata, diciamo così, il Toto Ministri e la formazione del governo Renzi. Nelle ore in cui il bulletto di Firenze, scrive Dagospia, sta lavorando a far quadrare il programma di governo con la possibile squadra, la sua principale preoccupazione è come i poteri forti della magistratura accoglieranno il governo Renzi 1. Non potendo contare sulla mano protettiva di Re Giorgio, tutto dipende da lui. Scheletri nell'armadio pare non averli, ma non può certo scivolare su collaboratori o ministri che il giorno dopo si scopre possano essere scoperti per aver colfi in nero, case con sconto, mutui agevolati o rinvii a giudizio. E non vuole sorprese soprattutto da quelli che gli stanno più vicini. Per ora il silenzio dei magistrati più loquaci e di quei politici che a loro sempre si riferiscono come Grasso o Violante. Ciò lascia intendere che la magistratura starà alla finestra e valuterà prima di tutto chi sarà il ministro di giustizia. Nelle ore in cui Fonzi Renzi sta lavorando a far quadrare il programma di governo con la sua possibile squadra, la preoccupazione principale è come la magistratura accoglierà il governo, scrive Dagospia nel commento quotidiano. Non potendo contare sulla mano protettiva di Giorgio Napolitano, che ha tutelato prima Mario Monti e poi il governo di Letta nipote, tutto dipende da lui, da Renzi. Scheletri nell'armadio pare non averli, ma non può scivolare su collaboratori o ministri che poi si scopre abbiano colfi in nero, case con sconto, mutui agevolati, rinvii a giudizio, indagini sotterranee o altre situazioni imbarazzanti. Renzi non vuole sorprese, specie da quelli che gli stanno più vicini. Si è già visto quanto è difficile navigare in queste acque quando il meno accorto dei sindaci di Roma, Ignazio Marino, ha nominato alla guida dell'AMA municipalizzata un manager poi risultato sotto inchiesta dalla procura per fatti passati. Renzi è terrorizzato di finire come Letta in graticola, prima per la ministra Idem, poi per la Cancellieri, infine per la De Girolamo. O come Monti, colpito dallo scandalo di 2 sottosegretari di punta, Malinconico e Zoppini, costretti alle dimissioni. Così Fonzi chiede informazioni, fa interrogare Google
e fa cercare negli archivi di giornale per evitare brutte sorprese. E proprio oggi eccone una. Il Fatto Quotidiano dà oggi notizia che al prode Ernesto Carbone sono contestati 25.000 euro di spese illegittime. Carbone è uno dei renziani dell'ultima generazione, e peraltro la notizia non è nuova, il Fatto Quotidiano oggi la racconta ma era già uscita. Sono contestati 25.000 euro di spese illegittime di quando era amministratore di una società del Ministero dell'Agricoltura, la SIN, dove lo mise qualche anno fa l'amico prodiano, l'ex ministro De Castro, su suggerimento di Letta, poi miseramente tradito dal brillantinato Ernesto Carbone. E nei corridoi della Camera, dove Carbone è approdato per spinta di Letta, si vocifera di altre inchieste anche più pesanti legate a quel mondo agricolo nel quale Carbone vorrebbe approdare come ministro dell'Agricoltura. Per ora il silenzio dei magistrati più loquaci e di quei politici a loro vicini come Grasso o Violante sulla nascita del governo Renzi lascia intendere che la magistratura più attiva starà alla finestra e valuterà prima di tutto chi sarà il ministro di giustizia. Se Fonzi seguirà nella strada di ministri di grazia e giustizia che mantengono l'equilibrio tra le diverse componenti della magistratura e soprattutto che annunci riforme che poi restano puntualmente nel cassetto. Può Vietti, eventualmente ministro di giustizia, garantire tutto questo? O solo le foto che girano in rete possono essere un grave imbarazzo? Va bene un mamma santissima come Flick, abbastanza anziano e neutro da andar bene a tutti? O si dovrà cercare un avvocato amico dei magistrati come Paola Severino o Guido Calvi, già senatore dei DS, stimato giurista di sinistra, amato da magistratura democratica? Il bamboccio fiorentino, conclude Dago Spia, sa che il suo successo si giocherà su due binari. Il primo è senza dubbio quello dell'allentamento dei vincoli di spesa europei, e la ricerca di un ministro dell'economia credibile e non rigorista è una priorità. E l'altro è la legalità, in primo luogo della politica, frustrata da 1000 inchieste sul malaffare e sull'uso improprio di risorse pubbliche. Inciampare sulla giustizia è qualcosa che Renzi non può permettersi, scrive Dago Spia. E con questo torniamo ai fatti di oggi. A proposito di Renzi apriamo un piccolo capitolo, poi sentiremo anche il giudizio in conclusione di trasmissione del presidente del Veneto Zaia dal punto di vista della Lega e segnatamente appunto del presidente della regione Veneto. Avremo anche un piccolo intermezzo comico, diciamo, con Crozza nell'ultima performance fatta in TV, e poi ci riascoltiamo la telefonata del finto Vendola con il vero ministro Barca e vero rappresentante del mondo PC-PDS-DS arrivato al PD e coinvolto da De Benedetti nella storia del Ministero dell'Economia, come abbiamo già ampiamente sentito stamattina, ma non fa male risentirla. Comunque, partendo da Renzi, va bene che Firenze era la città del Principato dei Medici, principi che nominavano naturalmente senza troppe complicazioni democratiche i propri successori, e allo stesso modo pare andare a Firenze, laddove il sindaco di Firenze Renzi, uscente e con qualche furbizia, non dimissionario subito perché sennò arriva il commissario, ha investito letteralmente per la propria successione il deputato del PD e suo coetaneo Dario Nardella, candidato per succedere a Renzi alla guida del comune di Firenze, dando per scontato che poi i cittadini lo eleggano, ma questo pare uno scrupolo democratico minimo in questi periodi, il voto. Pur sempre però bisogna passare da lì per eleggere sindaco di Firenze l'investito da Renzi, investito nel senso di investitura, ovvero Nardella, il quale è stato nominato proprio ieri vice sindaco. La nomina di Renzi è avvenuta per evitare il commissariamento, dimettendosi. Infatti non si dimette Renzi, si farà decadere pur di assicurare una strada più spianata al suo vice sindaco da ieri, Nardella, già deputato. Tocca dunque a Dario Nardella, scrive per esempio oggi Repubblica, oggi reggente del comune di Firenze, domani sindaco eletto dalla città. Naturalmente questo è dato per scontato. E tutto è pianificato. Matteo Renzi lascia Palazzo Vecchio, cioè il comune di Firenze, e come proprio successore designa il deputato fiorentino Nardella, suo coetaneo, diventato in questi mesi uno dei volti ufficiali del renzismo, anche in TV. Tanto per rendere chiara la direzione di marcia, Nardella già si insedia al comune con il compito di guidare il comune fino alle elezioni
e di guidare poi da candidato sindaco il PD il 25 di maggio. Il premier incaricato, Renzi, lo ha nominato vice sindaco di Firenze proprio ieri, nel suo ultimo giorno da sindaco a Palazzo Vecchio, e Nardella, che era già stato il vice di Renzi prima di essere eletto in Parlamento con le elezioni politiche di un anno fa, si appresta adesso a riprendersi il posto e a fare da reggente. Stefania Saccardi, che gli era subentrata grazie a un accordo col governatore PD della Toscana Enrico Rossi, diventa invece vicepresidente della regione medesima in questo simpatico valzer di poltrone alla Fiorentina. Renzi si lascerà decadere, non si dimetterà da sindaco neanche dopo che avrà giurato da premier, perché così scongiurerà l'arrivo del commissario, cosa che invece non succede con la decadenza, che obbligherà semplicemente Renzi a optare per la presidenza del Consiglio. Considerato che mancano meno di 6 mesi, le norme prescrivono che in questo caso sia il vice in carica a occuparsi dell'ordinaria amministrazione fino alle elezioni del 25 maggio. Mi ha lasciato libero di scegliere e io ho scelto Firenze, ha detto Nardella, che potrebbe dimettersi dal Parlamento già nei prossimi giorni per fare il vice sindaco e poi candidato sindaco a Firenze. Renzi ha consigliato a Nardella di fare il sindaco a Firenze e si è anche preoccupato di tenere fuori gioco il possibile concorrente di Nardella, il presidente del Consiglio Comunale e consigliere regionale, a proposito di doppie poltrone, Eugenio Giani, anche lui renziano come Nardella, ma più vecchio perché è del 59 e con una lunga carriera politica alle spalle, viene dalla storia socialista. Proprio ieri Renzi, durante la sua sosta a Firenze, ha incontrato riservatamente il presidente del Consiglio Comunale e consigliere regionale Eugenio Giani, che era in corsa per la carica di sindaco. Le voci di un incarico di sottosegretario a Giani, che già circolavano nei giorni scorsi, non sono state smentite. Cioè, in sostanza, Renzi dice al presidente del Consiglio Comunale e in pectore candidato sindaco: fatti da parte, ti do un posto di sottosegretario a Roma e tu lasci via libera all'amico Nardella. Non che questo sia sufficiente a evitare le primarie. Nardella si è detto pronto a gareggiare con altri eventuali pretendenti e lo stesso Renzi, di fronte alle accuse di scarsa trasparenza nella scelta del successore, ha precisato: sarà il gioco democratico a decidere se prevarrà l'uno o l'altro. Non c'è alcuna designazione, ha detto Renzi. Come dire, le primarie per la successione si faranno, anche se non con Giani, che avrebbe finito per spaccare il mondo renziano-fiorentino. Semmai sarà l'ala sinistra del partito a contrapporre a Nardella un proprio candidato nelle eventuali primarie del 23 marzo per la scelta del candidato sindaco a Firenze. Non sarà, in ogni caso, l'intero fronte cooperliano a opporsi a Nardella. Firenze, in buona parte, ha già scelto di arrivare a un accordo con i renziani al momento di eleggere i segretari di partito. Insomma, una manovra squisitamente partitocratica. Una intervista interessante su Renzi, la leggiamo però tra poco, dopo la pubblicità, su Italia Oggi. È interessante perché viene da un uomo di lunghissimo corso del vecchio PC PDS-DS e molto vicino al Presidente della Repubblica Napolitano. L'intervista è a Emanuele Macaluso, che individua 3 motivi fondamentali per cui Renzi ha fatto fuori Letta, in accordo con una buona parte del Partito Democratico che lo ha appoggiato, chi convintamente, i renziani più stretti, chi invece per altri disegni. E comunque è una voce che viene dall'interno della tradizione comunista, post-comunista e PD di matrice PC, nonché vicina al Quirinale, come quella appunto di Emanuele Macaluso. Perché Matteo Renzi ha rottamato Letta? Quali sono i suoi obiettivi? E se ce la farà a realizzarli. E il prossimo passo sarà la rottamazione anche del capo dello Stato? Sono le domande che vengono poste a Emanuele Macaluso, storico esponente del Partito Comunista Italiano, giornalista, ex direttore dell'Unità e del Riformista, e poi vediamo le risposte, non prive di un certo interesse. Salve, sono Giovanna della Mondoflex.